Buongiorno Nane, Buongiorno. come va? Allora, ci dica una cosa, lei che ne pensa della vicenda della famiglia che viveva nel bosco e a cui hanno tolto i bambini? Beh, non sei mia facile sa giudicare, perché intanto noi che aveva l'acqua, dopo noi che aveva la corrente, di conseguenza noi che aveva l'acqua corrente. Mi raccomando Nane, stia serio, dia il suo parere. Vara, mi penso che i fioi sta sempre ben coi suoi genitori, magari anche al freddo piuttosto che al caldo, ma su un orfanatrofio. Comunque adesso i ha tutti più paura. In che senso, scusi? E ciò, per esempio, che l'altro giorno Cappuccetto Rosso è andato sul bosco e il lupo che ha fatto buh. E allora Cappuccetto Rosso gli ha detto: ma guarda, Mengo lupo, a momenti mi veniva un colpo, pensavo che ti fossi un assistente sociale. Ma per favore, non dica eresie. A proposito di eresie, te vedrà che il 24 dicembre venirà fuori una notizia esplosiva. Gli assistenti sociali hanno portato via un bambino in una grotta, in una mangiatoia tra il bue e l'asinello. Ma scusi Bordoin, ma che notizia sarebbe questa? È una notizia che a mia diseria, una notizia della Madonna.